L'estate è iniziata da una settimana e sta già bastonando in modo terribile Venezia e provincia, con temperature massime che superano di una decina di gradi le medie del periodo. L'ondata è iniziata lunedì con un'escalation di giornate torride e nottate infuocate che stanno mettendo a dura prova nervi e salute dei veneziani. Ecco qualche dato giusto per far capire la situazione. In questi giorni il picco in provincia di Venezia è stato raggiunto giovedì pomeriggio a Noventa di Piave, dove la colonnina di mercurio ha toccato quota 38 gradi e 6. A Cavarzere c'erano 38 gradi e mezzo e quasi ovunque le apparecchiature dell'ARPAV hanno registrato temperature superiori ai 36 gradi e mezzo. A Venezia non sono mai stati superati i 35 gradi, ma nel capoluogo la temperatura percepita è stata molto più alta a causa dell'umidità e dell'assenza di vento. Il problema è che da quasi un mese le temperature notturne non scendono più sotto i 20 gradi, con picchi di 28 gradi e oltre, e gli edifici non riescono quindi a rilasciare nell'ambiente il calore accumulato durante il giorno. Il risultato di questa situazione è un'estrema sofferenza per l'organismo umano, tanto che lunedì è stato registrato al pronto soccorso dell'Angelo di Mestre il maggior afflusso del periodo. Al triage sono arrivate complessivamente 340 persone, ovvero una cinquantina in più della media, molte delle quali a causa del caldo. Idem a Venezia, con decine di casi in più rispetto alla media del periodo. Dall'ULSS confermano che le conseguenze del caldo si stanno facendo sentire in particolare sugli anziani e su coloro che hanno già patologie pregresse. I medici in pronto soccorso si trovano a gestire persone che vedono aggravare dal caldo problemi cardiaci e di pressione, ma anche di insufficienza renale, malattie del fegato, malattie polmonari e cerebrovascolari. Anche i disturbi psichici sono resi più difficili da gestire dal caldo di queste ore. Più che problemi psichici, invece, potrebbero avere problemi di digestione i protagonisti di questo simpatico video girato in laguna, dove i piaceri della balneazione e quelli di una bella grigliata vanno a braccetto per combattere la calura. Magari non rinfresca, ma almeno fa sorridere.